una buona domenica, ci troviamo qui a Tolmezzo di fronte alla chiesa perché oggi c'è il 16° incontro dei friulani nel mondo e sono qui, vi voglio subito presentare il signor Joe Toso Vancouver, che è il presidente della Federazione Fogolars del Canada. Buongiorno. Buongiorno. Cosa significa essere presidenti di un Fogolars? Tanto lavoro prima di tutto, perché abbiamo in Canada 16 Fogolars, dall'ovest del Canada al Pacifico fino all'est del Canada, Toronto, Montreal, Halifax, che sarebbe l'ultimo del Canada, Halifax. Quanti friulani ci sono circa in Circa 3.500 friulani aderenti ai Fogolars. Dopo friulani in Canada saremo un 150.000. Senta, ma in Canada voi vi incontrate durante l'anno? Come funziona? Una volta all'anno abbiamo l'assemblea generale dei Fogolars, che viene fatta sempre a Toronto, perché Toronto sarebbe il centro. Ci incontriamo con i presidenti e i delegati dei Fogolars per discutere le attività dell'anno. Gio, lei dove è nato? Io sono nato a Maiano. E poi? Dopo mi hanno portato via i genitori nel 1949 in Francia. Io ho vissuto in Francia fino all'età dei 23 anni. Dunque le scuole le ho fatte in Francia. Di lì mi sono sposato e sono emigrato in Canada nel 1965. Le manca il Friuli? Sempre. E qua ogni quanto torna? Purtroppo ogni anno vengo. Purtroppo è troppo tardi per ritornare indietro adesso, perché abbiamo famiglia, figli, nipoti e tutto quanto in Canada. E senta, i suoi nipoti ogni tanto li porta qui in Friuli o no? Non ancora, non li ho portati ancora, però l'anno prossimo forse. Qual è l'aspetto bello di un Fogolars, appunto Fogolars Furlan, che sono all'estero? Qual è un aspetto bello e importante? Beh, l'aspetto importante prima di tutto è il mantenimento della nostra lingua friulana. Quindi voi a casa parlate in friulano? No, perché purtroppo mia moglie è francese, allora si parla francese, però io il friulano l'ho sempre parlato con i genitori e con i Fogolars che io ho partecipato, perché sono stato presidente del Fogolar di Vancouver per 18 anni. Senta. Dunque sono sempre stato attivo dentro il Fogolar di Vancouver. Dopo del 4 anni fa mi hanno fatto eletto presidente della federazione. Senta, guardando in telecamera, mi saluta in friulano e i nostri telespettatori che oggi, con questa giornata di pioggia, noi siamo qui a coccolarvi con questa trasmissione. Me li saluta? In friulano? Certo. Allora, buondì a tutti i furlans dal Friul, us augurin tante buone fortune e speriamo di una tran di tornare a Tasi, perché la federazione canadese l'anno prossimo organizza un congresso dei Furlans dal Canada qui a Udin e speriamo di portare 140-150 Furlans dal Canada l'anno prossimo. Grazie. Prego. Grazie Gio. Grazie. E dal Canada ci spostiamo così all'istante in Belgio, perché vi presento appunto Luciano Leonarduzzi. Buongiorno. Buongiorno. E questo bel ragazzo chi è? Questa è la nuova generazione che... Si giri, eccoci. La nuova generazione che mi auguro continui l'associazione dei Fogolars nel mondo, in questo caso in Europa e in Belgio. Il suo nome? Allora, Alessio. Alessio. Quanti anni hai, Alessio? 11. Ti piace il Friuli? Qual è la cosa bella del Friuli? Che ci sono molte tradizioni e è molto bello guardarle, come i Krampus che mi piacciono molto e che escono soprattutto nel Tarvisiano, però si possono vedere anche altre sere in altri paesi.
tipo Pontebba e molti altri. Senti, parlando di cucina, qual è il tuo piatto preferito friulano? La gubana. Dolce. E come piatto? Spaghetti? No. Troppo semplice. Il frico? Sì, il frico. E la polenta. Ah, sì. E la polenta? Sì, come quando siamo stati a Friuli Doc. Bene, ma come si vive in Belgio? Beh, tutto il mondo è paese, naturalmente, lo sapete anche voi, però tutto sommato si vive abbastanza bene, diciamo così, non ci si può lamentare. C'è ancora un po' di lavoro per tutti, quindi chi ha buona volontà, come noi che facciamo parte del Fogolar, ci vuole volontà per continuare questa tradizione. Io ci tengo tantissimo. Perché? Perché sì, essendo in giro per il mondo, incontrare e stare insieme 2, 3, 4 volte all'anno nelle feste che organizziamo, piacevole passare insieme quelle giornate per raccontare un po' di tutto della vita friulana di una volta, perché tantissimi sono da tanti anni che sono emigrati. E questo è un punto dove ci teniamo a cuore di poterci raccontare quello che abbiamo vissuto nella gioventù, chi è partito da bambino, chi è partito quando aveva 20 anni come nel mio caso. Comunque è sempre bello essere insieme. Luciano, a me piace un po' raccontare, ascoltare ma anche raccontare a casa un po' le storie. Qual è la sua storia? Lei ha detto che è emigrato a 20 anni. Sì, è stato un capriccio più che altro, perché non c'era la necessità né finanziaria né di alcun altro motivo, così sono andato un po' come per l'avventura, tanto non so se rimango, perché sono andato prima in Germania, a Colonia, e di lì, anzi... Lei è partito da solo? No, allora è stata una delegazione che sono venuti nella scuola, nel Maliani, a vedere chi era interessato di andare alla Fort, a Colonia. 22 di noi abbiamo aderito a questa domanda e siamo andati nella Fort di Colonia. Dopo di lì mi sono trasferito da Colonia a Genk si dice qui in Italia, no? A Genk, che avevano fatto quella fabbrica lì nuova nel 60. Sono stato trasferito lì e lì ho messo su famiglia, eccetera, e adesso sono ancora là, partito col capriccio, e sono 55 anni che sono in Europa, ecco. Sono un europeo vero, diciamo. E come si trova lì? Beh, io mi trovo bene, sì, sono contento. Purtroppo la situazione della salute è quella che è. Ci sono persone fortunate che hanno la salute fino a 100 anni, altre che devono combattere un pochettino per potersi mantenere un po' a livello. Io ce la faccio e sono contento appunto di riuscire a andare avanti, e va bene, per me va bene così. Sono contento con quello che ho e come sparco il lunario, ecco. Qual è il ricordo che ha più impresso del Friuli fino a quando lei aveva 20 anni? Beh, ricordo che ci tengo più che altro le amicizie quando eravamo ragazzi qui in Friuli, a San Lorenzo di Sedegliano, che è rimasto, nonostante tanti anni, è rimasto sempre lo stesso, e anche col cambiamento dell'età è rimasto sempre lo stesso. Si parla sempre allora di quando facevamo quelle marachelle da ragazzini, con la fionda, tirare le lampadine, eccetera, quelle marachelle così, cose leggere, ecco. Quindi quello ci tengo più, l'amicizia di quando si era anche giovani, con le persone che si è fatta l'infanzia insieme. E lei torna in Friuli una volta all'anno? No, vengo parecchie volte, da quando sono pensionato vengo 4-5 volte all'anno, perché sì, non è così lontano. Premetto che io preferisco venire con la macchina,
perché posso portarmi giù qualcosa e portarmi su di più dal Friuli. Cosa si porta su? Formaggio, vino, salame, tutte le cose friulane che sono qui, ci tengo a queste cose, riempio la macchina e me le porto su in Belgio, anche se in Belgio ci sono tutte queste cose, ma il fatto che sia dal proprio paese o vicino dei paesi limitrofi mi dà il gusto ancora più saporito. Più importante. Più importante, sì. Lei è di? San Lorenzo di Sedegliano. Senta, ma immagino insomma che sono passati più di 25 anni, no? Lei ha più di 45 anni. Ecco. Cos'è cambiato? Cioè lei quando torna, quali sono i cambiamenti che vede? Beh, cambiamenti sì, di ogni genere. Cosa dire? Per quanto riguarda le persone, sono sempre le stesse, si sa, le amicizie. Per quanto riguarda le infrastrutture, naturalmente quello è tutto cambiato, perché se vado da qualche parte qua non mi riconosco più, cosa hanno fatto? Qua un palazzo nuovo, qua c'è una fabbrica nuova, eccetera, eccetera. Quelli sono i cambiamenti economici. Quelli invece personali sono rimasti e rimarranno fino all'ultimo. Benissimo, io la ringrazio, grazie. Grazie a voi. Grazie Alessio. Grazie. Grazie. Qualche minuto di pubblicità. Un attimo solo, cosa? Mandi. Ecco, vi ha salutato anche Alessio. Qualche minuto di pubblicità e ci rivediamo di nuovo qui a Tolmezzo. Grazie. Ed eccoci ancora qui da Tolmezzo per il 16° incontro dei friulani nel mondo, 150 focolars che si incontrano qui. Abbiamo incontrato già due presidenti, uno del Canada e un altro appartenente appunto al Focolars del Belgio, e adesso qui al mio fianco abbiamo Renzo Burelli, il presidente del Focolars Mulus in Francia. In Francia, sì. Come si vive lì? Noi friulani siamo lavoratori, o lavoriamo sempre, per cercare per fulano. Certo, no? Però mi guarda in telecamera. Sì, grazie. Grazie. O siamo lavoratori doc, è un piccolo problema, le gioventù, ma hanno vinto un po' dentro, ma non sono come noi, non hanno poi... No, perché o sei più intelligenti, i giovani di noi sono migliori. Ma non hanno l'abitudine, sono tutto cambiato, le robe come che è. Noi il Focolare di Meluse siamo in 170 iscritti, facciamo una grande festa il mese d'ottobre, le giornate d'ottobre, o vendiamo 10 giorni, facciamo pasta asciutta. Che si mangia. Ho vinto furlans che vengono a Fanus, le paste asciutte di viduli, e ho veduto salam preso, ma non sto che gli anzi hanno sempre presenti, perché, ma però io ho scilato via dal 57. Lei è di? Ho nasciuto a Reana del Royale. Le manca il Friuli? Poi io. La faccio emozionare? Allora io ho una chiasuta, mi sono lignato, il Friuli è tutto. E poi cool, viene poi anziani al cur, alle sempre poi viasno. È bello vederla emozionata. Non hai bisogno di niente, per il momento hai salute, mi sono fatto fortuna, lavoro contro proprio, nessun problema. Ma mi manca la tiara. Senta, ma lei ogni quanto torna qui? 4 volte so danno. Io ho 700 e tanti chilometri. Ho chiappi le macchine. Oh. Con la macchina viene? Sì, madonna, è automatica e via. E via. Si guida da sola. Se mi fermi. No? Senta, ma non insomma il Focolare o fa chi sta, al fa 50 anni di festa di polenta. 50 anni che facciamo la festa della polenta. L'avvenire, non sai, l'avvenire dei giovani, ma si spera bene, no? Ma... Senta Renzo, ma visto che lei ha detto che viene in macchina, sì.
La prima cosa che vede quando entra nel Friuli Venezia Giulia qual è? Le prime robe, quando arrivi alle marcate la Tisana che è scritto Friuli Venezia Giulia, è già un colpo. E dopo tutto, no? Il Friuli che si viene, è tutto. Ho visto fortuna di essere in Friuli, ma i furlans, guarda, sono due bravissimi, ma non lo gioldano come noi, pardon, è vero, non lo gioldano come noi così in via, anche tu lo sai, no? E stanno anche le di me. Noi vengono a tre robe, sono venuti al cuore il Friuli, e io non posso smentirlo, e ho avuto miserie, perché se no non le vivi, no? Ma era buono anche le drec, fertare. Le cose semplici. Brava, è vero. Senta, mi saluta i telespettatori che sono a casa, tutti i friulani, anche non friulani che ci stanno guardando. Sì, vorrei ringraziare, anzi, vorrei ringraziare Ente Friuli, Cristian, per l'organizzazione che può inchiatarsi noi furlanski che sono lontani e di poter, manco ogni tanto, ma sai che le robe si fanno sempre bene entro Friuli, è vero, tutto ben organizzato qui, e senti in chiarne qui, ho tanti amici, anche io, è il paradiso per tutto il Friuli. Io vi ben tutto il Friuli, mandi a tutti i furlans e spero di chiatarsi sempre. Mandi, scusami che mi sono un po'. Ma non si deve scusare, quando ci si emoziona è una cosa bella. Grazie. Grazie a lei Renzo, grazie. E quindi insomma andiamo avanti a parlare di Fogolars, ma non soltanto, parliamo anche di una laurea honoris causa, laurea magistrale in ingegneria e architettura che è stata data ad Ezio Bortolussi venerdì. Buongiorno. Sì, ieri sì, grazie, buongiorno. Come mai? Così, lavorando, sono stato a Canada molti anni fa e lavorando, quindi c'è un ingegnere che disegna il palazzo, giusto? Ma probabilmente non lo sa costruire. Io lo so costruire, quindi devo interpretare i disegni dell'ingegnere e lavorando la manualità ti porta a cambiare i metodi per velocizzare e per risparmiare, quindi c'è sempre un grande focus verso il miglioramento. Facendo questo per tanti anni, per 400 palazzi, per 38 anni di carriera, ho imparato qualcosa e quindi sono onorato ieri mi hanno dato questa laurea. Congratulazioni. Sì, grazie. Senta, ma mi presenta chi abbiamo qui? Rosella, questo è il fratello di mia sorella. Buongiorno. Buongiorno a voi. Voi vivete a Vancouver, giusto? Sì, lui lavora nel mio ufficio, lavora con me da tanti anni. Sì, siamo a Vancouver di base, però lavoriamo anche a San Diego, lavoriamo a Seattle, lavoriamo a Edmonton, a Calgary, Alberta e Vancouver, of course. Lavoriamo a 2-3 mila chilometri di distanza, sì. Voi di dove siete nativi? Io sono di Arzene. Arzene? Di Casassa. Vi manca il Friuli? Sì, manca sì, però sono fortunato abbastanza, vengo spesso, quindi è una lontananza un po' vicina, anche da me che vengo spesso, ho amici, ho sorella, fratello qui, io qui in Friuli vengo una volta all'anno, anche due, quindi adesso ritornerò anche qui a settembre, quindi mi manca, ma è relativo insomma. Quanti friulani ci sono circa a Vancouver? Sono 14.000 mi pare, 14.000 mi pare, 13.000 sì, qualcosa del genere. Ce ne sono anche di giovani? Sì, dei giovani anche nuovi, arrivati adesso, di recente, a farmi Forlane sono fermo anch'io. Sì, arrivano qualche ragazzo giovane, sì. Non tanti, ma purtroppo c'è più gente che vecchia che quelli che arrivano giovani, ma è così, si può cambiare. Manu, lei da quanto tempo è emigrato a Vancouver? Sì, io sono già da 13 anni e mi è stata data l'opportunità pronto da lui da provare questa esperienza e ho accettato. Sono rimasto 6 mesi e dopo ho iniziato a fare subito le pratiche per la residenza e quindi adesso, come dicevo, sono 13 anni. Contento? Sposato con 2 figli, ormai sono stabile là. Sposato con? 2 figli. Ma con una donna del... Canadese, sì. Ci abbiamo 2 bambini, Luca e Charlotte. Contento? Grazie, molto, sì. E invece lei è andato via quanto tempo fa? Alla fine degli anni 60. Quindi è da un pochino, insomma, via.
sì, molto sì, sono anni, sono tanti anni, sì. Contento? Sì, contento sì, ho lavorato, mi sono impegnato, sono riuscito a fare delle cose durante gli anni. Adesso guardare indietro quello che abbiamo fatto, sì, l'aeroporto a Nassau, lì in Bahamas, nelle Hawaii siamo presenti, abbiamo fatto veramente dei grandi lavori. L'ultimo finito, grandissimo, è a Edmonton, Alberta, 251 metri, pensiamo che il Pirelli a Milano 124 metri, quindi deve mettere un Pirelli sopra l'altro, siamo arrivati. Sono orgoglioso di fare quello e difatti la prossima settimana metterò la bandiera italiana sopra, perché questa è un'italianità importante per me, sì. Perché sono dei punti d'arrivo che tu ti impegni, no? Finanziariamente, col cervello. È stressante un po', ma è il driving, no? Devo provare che sono ancora bravo, questo è il fare, di decidere tutto il tempo del progetto, seguirlo e dopo alla fine vincere. Penso che sia una grandissima soddisfazione. Sì, ma sono riconosciuto anche la squadra, io sono davanti, però senza la squadra non vinci, no? Quindi adesso le tecnologie, tutte macchine, computer così, ma io dico sempre, e sono convintissimo, c'è l'uomo che fa partire la macchina. Vero. Sentite, ma voi venite ogni anno a questo incontro? Sì, io ero a Vasone, il paese mio, Arzene, e dopo da qui anche a Cormons un paio di anni fa, sì, vengo spesso, sì. E lei? Anch'io veniamo quando possiamo, sì. I friulani, chiede lei. Sì, esatto, veniamo quando possiamo. Appunto siamo qua adesso e speriamo di esserci per il prossimo. Bene, quindi insomma, Friuli nel cuore. E la cosa che vi manca di più? Le partite del Milan. No, scherzo. No, qualche cibo, qualche piatto. C'è una sorella qui, un fratello, ci sentiamo ogni giorno quasi. Mi manca sempre, mi manca il cimitero dove sono i miei. Quindi quando viene la prima tappa è quella? Nell'aeroporto, il cimitero. Oggi si emozionano tutti, questa è una cosa bellissima. Lei va dove c'è il cuore, quindi l'emozione è un po' normale, no? Anche lo so. Questo è bello, è bello. E invece a lei, Manuel, la cosa che le manca di più del Friuli? Anche a me, come dico, la famiglia, cioè tutti qua, io, i genitori, mia sorella, le nipotine. E quindi ogni occasione è buona per venire. Sono stato qua 2 mesi fa, adesso sono tornato e la prossima volta tornerò con i miei piccoli. Ma portatevi un po' di cibo friulano, un po' di vino, riempite le macchine, il vino le valigie. Lo porto con il nome, faccio bene il nome della ditta mia, di diversi vinicoltori friulani, adesso lo farò anche prossimamente. Sì, il vino sì, senz'altro, il resto non si può, però qualche pezzo di montaggio nella valigia va dentro. E un po' di frico? Lo facciamo là quello. Bene, penso che sia finita la messa, perché appunto era in corso una messa, forse ho visto che stava uscendo qualcuno, piano piano stanno uscendo, insomma, così a macchia di leopardo, fra poco arriveranno altre persone. E una cosa prima di salutarvi, vi chiedo se potete salutare i telespettatori friulani, ma anche non friulani, che sono a casa e che ci stanno seguendo con questa bellissima giornata di pioggia. Ci volevo dire a tutti i friulani, Forza Friul, sempre qui, ci vedremo al prossimo appuntamento, non so dove, ma saremo presenti. Niente, sulla bandiera del Friuli, essere friulani, io ho spiegato a centinaia di persone nella mia carriera, nella mia vita, dov'è il Friuli, cos'è il Friuli? Il Friuli è un posto che Ippolito Neri aveva detto è una compensazione dell'universo, è un gran bel paese, una gran bella regione, è gente che ha lavorato, è gente che lavora e che è talmente indipendente, perché il friulano non chiede niente a nessuno, perché si vergogna di chiedere. Forza Friuli, saluto a tutti. Io cosa posso dire? Per le nuove generazioni provare ad uscire dall'Italia, ci sono molte opportunità e come ho fatto io, provare per credere. Grazie, grazie. Ci vediamo fra pochissimo, adesso vi lasciamo per qualche minuto di pubblicità. 150 Fogolars che si incontrano qui al 16° appunto incontro dei friulani nel mondo. Dunque, io sono in mezzo
a Sydney, e quindi Australia e Svizzera. Qui alla mia sinistra c'è Lucio Rupil, appunto, che fa parte del Focolars di Sydney. Ma come si vive in Oceania? Molto bene, dipende sapersi accontentare anche naturalmente, ma si vive bene. Lei di dov'è? Io sono di Avausa, Prato Carnico, Chiarniel, true and true. Ha fatto proprio un salto. Salto mezzo mondo, purtroppo bisogna farlo ogni tanto perché per ricordarsi della nostra terra. Vorrei dire un saluto a tutti i Furlans in Friuli, dai Furlans dall'Australia. Quanti friulani ci sono in Australia? Di preciso non... Anche lei mi si commuove. Oggi vi commuovete tutti. Purtroppo la terra nativa è così. Non saprei dirle quanti friulani ci sono, ma gli originali qualche decina di migliaia, forse 10.000 forse, ma neanche, perché però le generazioni successive, figli, nipoti, non so, sono molti purtroppo. Lucio, cos'è che la fa commuovere? Parlare in pubblico è un po' di, diciamo un po' timido di parlare in pubblico, e naturalmente sulla televisione ancora di più, logico. E del Friuli? E del Friuli, certamente, essere qui, parlare della mia terra, della mia gente, è una cosa molto emozionante. Cosa le manca di più? Quello che mi manca di più, veramente niente, non posso dire quello che mi manca di più. Di questa terra del Friuli, c'è qualcosa che le manca o no? Certo, mi manca la mia gente in Australia, dove viviamo, mi manca la mia gente, i miei parenti, fratello, sorella, eccetera, i nostri cari. Gli affetti? Gli affetti della nostra gente in Friuli. Senta, lei quanto tempo fa è emigrato? 49 anni fa, nel 70, sì. Ed è andato lì a lavorare? È andato lì per questioni romantiche e per questioni anche naturalmente il lavoro che non manca mai in Australia. E così ho provato l'avventura e così possiamo dire è andata bene, insomma, ecco. Perciò sono ancora là, non credo di tornare più, per vivere qua. Però ogni tanto torna qui? Ogni tanto in visita certamente, finché si può, finché la salute ci sopporta, ci mantiene, tornare senz'altro. Senta, ma le posso chiedere cosa faceva a Sydney? Lavoro e lavoro. Facevo elettricista, il mio mestiere che ho imparato qui a Tolmezzo, nell'istituto professionale di Tolmezzo. Diciamo che Tolmezzo e Sydney sono un po' diverse? Purtroppo sì, ma non importa, siamo sempre a casa, sia a Tolmezzo che a Sydney, naturalmente. Poi facevo anche il musicista per diversi anni. Cosa suonava? Chitarra in una orchestrina di intrattenimenti e dei clubs, eccetera, il che mi ha dato una grande soddisfazione. Anche tante volte per i friulani nelle loro feste, eccetera. Sì. Beh, insomma, soddisfazione. Soddisfazione enorme. A parte la famiglia, la mia più grande soddisfazione è stata quella. Bene, Lucio, io la ringrazio. Mi saluta i telespettatori a casa? Senz'altro. Come vuole lei li saluti? Un saluto da me, mia moglie che mi sta guardando. Possiamo invitarla qua, alla moglie? Vieni qua. Alda, cammina. Solo un saluto velocissimo. Signora, buongiorno. Ciao. Il suo nome? Speak English. Alda. Alda. How are you, Alda? Very good, thank you. Very good. Ok. Do you like Friuli? I love it. Piace il Friuli? Lo amo. Yes. Si è innamorata la prima volta che siamo venuti. Bene, quindi salutatemi i telespettatori a casa. Allora un saluto da noi, speriamo che il Friuli rimanga sempre bello e buono e accogliente come è stato tutti questi anni. Un saluto a tutti e ci troviamo ancora fra non molto, ok?
Grazie. Thank you so much. Thank you. E adesso ci spostiamo perché vi ho detto, ero tra l'Oceania e la Svizzera, quindi adesso andiamo in Svizzera perché qui abbiamo il signor Luciano Vasellari che fa parte del focolare di San Gallo in Svizzera. Sì, esattamente. Buongiorno. Buongiorno. Lei da dove è nato però? Io sono nato a Tolmezzo. Mi si giri che così guardiamo. Sono nato a Tolmezzo. Ah, quindi lei è nato qui? Però sono cresciuto a Villa Santina, che è qua vicino. A 14 anni ho raggiunto la famiglia che già si trovava in Svizzera. Ah, quindi loro erano già andati via prima e poi lei li ha raggiunti? Sì, infatti la mia famiglia ha tradizioni antiche, diciamo, di emigrazione. Già i nonni erano emigrati, uno in Svizzera, l'altro in Francia. Senta, lei è emigrato all'età di quanti anni? 14. Ah sì, mi ha detto. Subito dopo le medie, dicevo. 14, quindi parecchio tempo? Sì, sono più di 50 anni. Caspita. Sì. E lei è andato via e poi ha trovato subito lavoro? Sì, perché ho proseguito le scuole dopo le medie e poi un apprendistato e ho trovato un lavoro. Sì, perché non ho avuto, in questo senso non ho avuto problemi di inserimento. Bene, senta, ma lei torna ogni quanto qui in Friuli? Io torno sporadicamente. Una volta all'anno? Solo una volta all'anno se va bene, sì. Altrimenti perché non ho più collegamenti, non ho più contatti coetanei, così praticamente. Tutta la sua famiglia? Mi sento quasi come un turista, se non per l'aria, perché infatti la nostalgia è rimasta e rimane, anche se vivo ormai in Svizzera. Senta, lei quando torna qui, no, in Friuli, pensa mai, ah caspita, questa cosa qua mi mancava? Le viene mai questo pensiero? Mi mancava... Quando lei torna in Friuli, no? Vede il territorio, incontra persone, magari mangia qualcosa, pensa mai, ah questa cosa, questa persona, questo posto mi mancava? Ma no, perché lo sento, l'ho sempre sentito, questo mi manca sempre. E questo non è che mi viene in mente, ah mi mancava qua perché mi accorgo, ma è continuamente questo. Però ecco, ormai le conoscenze e i parenti, c'è ancora mia mamma che in Svizzera. Vive per conto proprio in Svizzera. E voi parlate in friulano? No? Purtroppo no. Per la questione di emigrazione che le dicevo prima. Ok. Cioè, l'unica in casa da bambino qui a parlare friulano era una mia nonna. Okay. Mentre i miei genitori erano di lingua, il padre di lingua tedesca e la madre di lingua francese. Quindi diciamo che non è la loro lingua spontanea, come non è la mia lingua spontanea al friulano, anche se ho assimilato molto, diciamo così, del friulano, non ho problemi di leggere e scrivere, anche ma di capire ovviamente, ma parlare non mi viene spontaneo questo. Senta, ma com'è la Svizzera? Beh, la Svizzera, diciamo, si vive. Si vive bene? Si vive. Si vive? Sì, come straniero, diciamo così, anche dopo 50 anni mi sento sono sempre uno straniero. Si sente uno straniero? Sì, certo.
Va bene, io la ringrazio. Mi dica. Sì, no, volevo approfittare dell'occasione per ringraziare l'Ente Friuli del Mondo che ci dà la possibilità di incontro fra i focolars di tutto il mondo, esattamente. Beh, ma che sensazione le dà essere qui e vedere tutti questi friulani, chi da Vancouver, chi dal Canada, chi dal Belgio? Ma è bello conoscerli anche personalmente, instaurare nuovi rapporti e ritrovare, diciamo così, vecchie conoscenze pure, anche se qualcuno. Mi saluta i telespettatori a casa. Va bene, a nome ringrazio e saluto tutti quelli che ci seguono, a nome del Fogolar Furlan di San Gallo, di Svizzera, a nome mio anche. Grazie. Grazie tante, grazie. Dunque, come vi avevo detto prima, alle 10:30, se non sbaglio, era iniziata una messa. Vedo, io ogni tanto mi sporgo, qui abbiamo una finestra, ogni tanto qualcuno esce, ma si vede che insomma sta andando avanti per le lunghe. Lo ricordiamo, 150 Fogolars qui a Tolmezzo che si incontrano per questa 16ª edizione del 16° incontro di questi friulani nel mondo. Abbiamo incontrato persone del Canada, abbiamo incontrato persone dal Belgio, Vancouver, Sydney, ma insomma durante questa diretta ne incontreremo altre. Allerta meteo che questa sera finirà, piove in tutta la regione, ma noi siamo qui e vogliamo tenervi compagnia. Ci vediamo fra pochissimo, qualche minuto di pubblicità. Ed eccoci qua, siamo sotto la pioggia, ma siamo qui per appunto coccolarvi in questa domenica e parlare di questo 16° incontro dei friulani nel mondo. Come vi dicevo, era iniziata una messa, piano piano le persone stanno uscendo. Queste due persone che sono qui al mio fianco sono appena uscite, friulani. Qui abbiamo Mario Montiel, Fogolars dell'Argentina, buongiorno. Buongiorno, come stai? Grazie, bene, lei? Anch'io bene, perché sono stato qui un'altra volta, sono dal Fogolars di Colonia Carogia in Argentina, al centro del nostro paese. Bene, e poi qui abbiamo Loretta Lavoie che fa parte del Fogolars dell'Ontario. Sì, faccio parte del Fogolars del Niagara, la regione del Niagara. Benissimo. Quando siete arrivati? Io sono arrivata la settimana scorsa, ma il programma è cominciato il lunedì. Dovete sapere che Mario e Loretta fanno parte del Lab, che è un laboratorio appunto dell'ente Friuli nel mondo, che si occupa di insegnare tutto quello che si può imparare sulla lingua, la cultura, l'arte, la storia italiana e soprattutto per tutti i discendenti non solo di friulani, sino di tantissimi paesi di tutto il mondo. Questo anno sono quasi 60 ragazzi di tutto il mondo da 42 paesi diversi. Ma come funziona questo laboratorio? Cioè, come lo seguite? Ci sono le classi, le lezioni di lingue la mattina. Loretta, vuole aprire l'ombrello? No, va bene. No? Ok. Sì. Ci sono le lezioni di lingua la mattina, poi ci sono altre lezioni in arte, storia, letteratura, poi ci sono gite pure, ci sono visite di gente famosa, dei Friuli e dell'Italia intera. E quando viene fatto questo laboratorio? Durante la giornata dal lunedì a sabato. Bellissimo. Sì, intenso ma bellissimo. Tutto il giorno? Meraviglioso, sì. Io sono friulana e veneziana del nascita, nato in Canada, ma i miei genitori sono nati qui. Di dove? Il mio papà viene della provincia del Pordenone, di Vilotta, e la mamma viene dal Veneto, da Caorle, Brian, sono tutti lì. Allora loro ci sono rincontrati qui, fidanzati qui, ma poi sono andati mio papà ha seguito 3 zii, all'Ontario,
e poi io ho tutta la famiglia qui, oltre che 7 cugini del mio papà. Qui è anzi il mio secondo paese in cui spero da presto essere cittadina pure anch'io. Bellissima, perché le piace il Friuli, Loretta? Ma fa parte della mia cultura. Chi sono io? Io ho tutti i cugini, tutti i miei zii sono qui, mi raccogliono sempre come se fosse nato qui. Allora fa parte di me. Qual è la cosa che le piace di più del Friuli? Che apprezza di più? Apprezzo, per me ci sono nella mia io sento il mio friulano non lo parlo. Dialetto e anche il dialetto della mamma, mi piace ascoltare la gente parlare, perché nel parlare, io sono insegnante delle lingue e nel parlare si vede la vita della gente, la cultura, la passione. Allora anche se io sono qualcuno che è veramente socievole, mi piace parlare, mi piace anche ascoltare per conoscere la gente. Grazie Loretta, grazie. E invece lei è andato via, dove è nato lei? Io sono nato in Argentina, sono nato a Colonia Carogia, anch'io non sono discendente di friulani, sono partecipe del Fogolar Furlans di Colonia Carogia, perché tutta la città di Colonia Carogia, tutta la cittadinanza sono discendenti di friulani, soprattutto da Gemona, Osopo, Sompita, Udine, perché per quello io sono partecipe di questa attività. Cosa piace del Friuli? Tutto, veramente tutto. Questa è la 16 volte che io sono andato in Italia e veramente mi piace da morire questa attività, questa cultura soprattutto. 16 volte? 16 volte in Italia, sì. Veramente mi piace Italia, mi piace la sua lingua, il suo cibo. In Argentina quasi il 60% di tutta la popolazione di Argentina sono discendenti di italiani, immigranti italiani, spagnolo, è un popolo veramente diverso Argentina. Quali sono le differenze? Da Italia e Argentina. Argentina c'è un po' di tutto quello che gli italiani, soprattutto la forma di vivere, come si mangia, come si beve, come è la realtà del popolo italiano anche si vive in Argentina. Deve sapere, mia zia è argentina di Buenos Aires. Sì. Insomma, lei adesso vive a Trieste, ma anche lei è venuta qui. Sì, veramente. Sono tanti friulani disperso per tutta l'Argentina, perché tu sai che l'Argentina è un paese molto molto grande. Solo un attimo, anzi voglio un attimo, mi scusi, voglio ricordarvi che per i parenti, insomma i vostri parenti, se voi voleste avvisarli, potete e possono anche vederci in streaming su telefriuli.it. Ho voluto ricordare questo. Sì, telefriuli.it. L'anno scorso siamo andati anche un'altra volta al LAV, siamo stati con tanti gente di Buenos Aires, sicuramente lì dobbiamo imparare questa opportunità di stare con voi. Qui. Grazie. A voi. Loretta, un'ultima cosa, il piatto che preferisce del Friuli? Mi dimentico il nome, ma 2 anni fa sono andata in montagna e c'era un frico fatto con le patate. Sì. Perché è veramente diverso, perché a casa mia si mangia la polenta e fagioli e lenti, tutto ciò che è friulano, ma non ho mai mangiato il frico prima di 2 anni fa, allora mi piace quello lì. Bene, e il vino le piace? Oh sì, moltissimo. Io abito in un paese dove il vino fa parte della vita, della cultura. Perché siamo vicino al lago Ontario. Allora noi abbiamo molte vinicole,
Pinicole. Sì. Allora sì, io ho lavorato nell'ambiente, allora sì, con ogni piatto mi piace assaggiare un po' di vino, fa parte del pasto. E invece il suo? A me piace per esempio il frico, si mangia tantissima polenta bianca a Colonia Carogia, il maiale, anche il salame. È diversa la lavorazione del salame dal Friuli. Nel Friuli tutto il salame si lavora 100% con carne di maiale, in Argentina è diverso, 70% carne di mucca, 30% carne di maiale, però è veramente... Ah, questo mia zia non me l'aveva detto, devo dirle che non mi ha detto questa cosa. Sì, anche se beve tanto vino a Colonia Carogia. Bene, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e anzi un buon pranzo anche. Grazie. Sì, piacere. Grazie tante, grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Dunque, come vedete alle mie spalle piano piano la gente inizia ad uscire perché alle 11 appunto c'era la Santa Messa. Tra l'altro stamattina una giornata che è iniziata alle 10:15 con un ritrovo in piazza 20 settembre, accompagnato questo inizio di giornata da un coro, e poi alle 10:30 c'è stata l'intitolazione del parcheggio all'emigrante Carnico. Vediamo se riusciamo a incontrare il sindaco. So appunto che era dentro alla chiesa per la Santa Messa, ma era davanti, quindi prima che lui uscirà ce ne vorrà un po'. Allora io farei voi eravate anche dentro alla Santa Messa, giusto? In chiesa? Sì. Com'è stata? Bene, è sempre un piacere per noi poter partecipare di questa attività, quindi un'altra volta siamo andati presto alla chiesa. Bene, voi siete cattolici? Sì, sono cattolica, sì. Ma i riti, cioè certi riti che hanno fatto oggi, non so se è speciale, ma non si fanno ogni domenica da noi, allora è bellissimo di vedere questa parte della religione cattolica, della Santa Messa. Sì, diciamo che non ci sono tutte queste, non è una cerimonia solita da dove viene lei? No, da noi ci sono questi riti certamente, ma piuttosto per le cresime e altre celebrazioni così. Benissimo, allora nell'attesa che io trovo il sindaco, vi chiedo un'ultima cosa: come potreste salutare i friulani e non solo che ci stanno seguendo da casa? Saluti a tutti, grazie molto per questa occasione e spero di ritornare presto. Grazie Loretta. Grazie a voi. E invece lei? Un saluto da tutta l'Argentina, soprattutto della mia città, del mio popolo, Colonia Carogia, che è una città, come le ho detto prima, tutta di discendente di friulani, e porto il saluto di tutti quelli che conosce al Friuli a tutti voi. Benissimo, grazie tante. Grazie, io vi lascio andare, grazie. Anche un gran saluto del Canada, lo so che io sono socia del Furgelans di Niagara, lo so che il nostro presidente è stato qui all'inizio di luglio a portare la nostra bandiera di Niagara, allora sempre un gran piacere di fare parte di questa cultura all'altra parte dell'oceano. Grazie tante, grazie. Ecco qui il sindaco, prima di andare in pubblicità, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Giornata importante oggi, sindaco. Importantissima, come non può essere altrimenti. Noi diamo l'abbraccio ai nostri fratelli friulani che sono tornati a casa loro. Abbiamo cominciato questa giornata con un atto significativo, abbiamo intitolato un parcheggio che è il parcheggio che serve la stazione delle Corriere, quindi simbolicamente il luogo di partenza per le persone, al migrante Chiarniel. Ed era un passaggio dovuto ma voluto, perché ci si ricordi sempre di coloro che sono andati, che hanno
c'era il nostro poeta Leonardo Zanier che ha scritto Liber discugnila, e adesso noi diciamo, sperando che possano essere liberi di poter tornare ogni volta che vogliono e che possono, e quindi è un momento di legame verso il futuro. Adesso proseguiremo ancora con dei saluti e un abbraccio fortissimo davvero di solidarietà, e chiediamo una cosa a coloro che sono andati... Aspetti, io le interrompo. Sì. Qua passa, il bello della diretta è questa, che insomma succedono cose improvvise. Io le interrompo un attimo, Sindaco, perché noi adesso andiamo un attimo in pubblicità. Se il signore si sposta, grazie, ma siamo in diretta, è bello così. Andiamo un attimo in pubblicità, l'ho interrotta apposta perché così voi restate lì e fra poco il Sindaco finirà la sua frase. Grazie, a fra poco. Ed eccoci ancora qui a Tolmezzo, piazza 20 settembre, poco fa è finita la Santa Messa ed è venuto qui a trovarci appunto il Monsignor Andrea Bruno Mozzacato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Che significato ha questa giornata per lei, visto anche appunto che è appena finita la Santa Messa? Beh, il significato l'ho espresso nell'omelia, richiamando come nel bagaglio dei nostri emigranti uno dei patrimoni che si sono portati con sé è stato il patrimonio della fede cristiana che hanno ricevuto da piccoli qui, e che è così radicato che se lo sono portati, anche caratterizzando anche i luoghi dove sono andati, invitando a continuare a portare con sé questo patrimonio, come dicevo, vedo che alcuni giovani fanno. Qual è diciamo, l'importanza di trasmettere e tramandare le cose ai giovani? Beh, noi siamo storia e memoria. Quando abbiamo perso la storia e la memoria non siamo più nessuno. E quindi penso che odiamo la memoria ai giovani, ma gli adulti dovrebbero recuperarla però, e altrimenti non si è nessuno, si è solo vaganti. Chi comanda tende a raggiungere questo obiettivo, di togliere la memoria, ma noi vorremmo tenerla. Bisogna tenerla, è un bene? Sì, bisogna sapere come si fa, ma si può tenere. Senta, mi saluta tutti i telespettatori a casa che ci stanno guardando, friulani e non. Sì, un saluto di cuore a tutti, ecco, e anche colgo l'occasione per augurare buon riposo e buone ferie a tutti coloro che potranno permettersele. Grazie, buona giornata. Bene. Grazie. Dunque abbiamo detto 150 Fogolars che si incontrano qui a Tolmezzo oggi, 16° incontro. Vi abbiamo lasciato prima della pubblicità con il Sindaco, stava finendo una frase, ma intanto anche vi voglio presentare appunto Adriano Luci, il Presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque Sindaco, cosa stavamo dicendo prima? Mi collego a quello che ha detto l'Arcivescovo, siamo storia, memoria e aggiungo siamo anche futuro, e noi per il futuro abbiamo bisogno di riuscire a prendere esempio dalla grande determinazione che i nostri friulani hanno saputo portare nel mondo, creandosi delle posizioni, creando delle imprese, dimostrando come la tenacia unita alla fede e alla fiducia nel proprio futuro, da qui il termine di futuro, ci hanno ottenuto grandissimi risultati. Sta a noi come amministratori nel luogo essere all'altezza di quello che loro hanno fatto nel mondo per amministrare al meglio qui, e anche questo è un grande significato. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Grazie. Eccoci qua, oggi giornata importante, 16° incontro. Come si riesce a fare tutto questo? Ma sicuramente con la volontà di mantenere viva la nostra cultura, la nostra tradizione, le nostre radici e le relazioni con i nostri corregionali all'estero, che sono un nostro patrimonio e che dobbiamo saper mantenere e soprattutto difendere, perché credo che, come diceva anche l'Arcivescovo, se uno non sa da dove viene non sa neanche dove andare. Questo è vero. E quindi queste 2 giornate di incontro per noi sono fondamentali per poter rimettere energia, no? Nel motore, nelle persone, che sappiano che noi ci siamo, che non sono dimenticati, anzi siamo qui per lavorare per loro e con loro, cercando di dare anche una prospettiva, e la prospettiva possiamo darla sì ricordando, ma anche seminando per i giovani e con i giovani dei buoni rapporti e delle buone relazioni che fanno sì che ci sia una rete di ragazzi, di giovani che possano portare avanti le nostre tradizioni. Presidente, non so se possiamo parlare di numeri più o meno, quante persone, quanti friulani sono arrivati in Italia qui oggi a Tolmezzo in Friuli Venezia Giulia?
Ma ci sono circa 500 persone che ci hanno raggiunti e quindi noi siamo particolarmente contenti perché credo sia un bel momento e una bella trasmissione di energia. Lei da Presidente ogni tanto va in giro per i fogolarsi, in giro per il mondo? Certo, vado spesso ed è sempre un'occasione incredibile dove veramente troviamo delle persone eccezionali che hanno saputo tenere alta la nostra bandiera e sanno veramente, diciamo, portare avanti le nostre tradizioni, i nostri valori. Ovviamente non è facile perché le persone maturano, invecchiano e quindi c'è proprio bisogno che vengano coinvolte le nuove generazioni. Oggi l'emigrazione è una migrazione diversa, ma anche in questo bisogna saper interpretare i bisogni e quindi cercare poi di mettere a disposizione tutto quello che possiamo. Ci sono giovani che appunto emigrano dal Friuli? Sì, ci sono giovani che emigrano, qualcuno dice perché qui non c'è niente da fare, ma io non ci credo. Io credo che soprattutto sia perché stanno cercando di acquisire nuove esperienze, nuove perché ce n'è da fare, no? Chi cerca trova. Sì, io dico di sì, bisogna sapersi adattare, cercare sempre poi di dimostrare che cosa si è capaci di fare e credo che da parte degli adulti ci sia il bisogno di scoprire i talenti per poter essere contaminanti anche con le cose buone e positive. Benissimo, vuole dire qualcosa a chi ci sta guardando a casa, Presidente? Voglio dire a tutti che questo è veramente un patrimonio del nostro territorio, della nostra regione, che dobbiamo saper mantenere veramente e difendere perché è così che si mantengono vivi i rapporti anche nel futuro, no? Quindi partiamo dal passato e andiamo verso un futuro che chiaramente è diverso in termini di organizzazioni, di relazioni. Oggi è tutto più facile per quanto riguarda le comunicazioni, ad esempio, quindi possiamo fare tante grandi cose con le nuove tecnologie e possiamo essere vicini senza, diciamo, esserlo, no? Di fatto, ma sentirsi comunque. Faccio un esempio, stiamo facendo dei corsi di friulano a Tokyo a Tokyo via Skype. Bellissimo. Abbiamo dei collegamenti continui settimanali insieme all'Arlef e credo che questo sia un elemento che fa capire che cos'è oggi la tecnologia e che cosa possiamo fare rispetto al passato. Bellissimo. Grazie. Grazie a voi lei. E buona domenica. Grazie, buona giornata e buona domenica. E vedo qui padre. Buongiorno. Buongiorno. Lei è? Sono Don Angelo, sono il parroco di Tolmezzo. Oggi tantissima gente qui, Don Angelo. Beh, sono i Furlans Palmont, hanno dedicato i post, ce n'è più friulani all'estero che qui, sono più carnici all'estero che in Carnia e quindi è evidente che insomma in una festa, in un momento di festa così, il paese si sia riempito ancora una volta di questi nostri amici che sono tornati a vedere la loro terra. Come emozione, che emozione le trasmettono queste persone, chi giovane, chi meno giovane, quando tornano qui? Guardi, sento un po' tutta una serie di emozioni che vanno dall'immaginare la sofferenza nel lasciare questa terra. Lasciare queste montagne, lasciare questi luoghi che sono dei luoghi incantevoli, ma sono i luoghi anche che fondano un modo di essere, un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di credere, un modo di sperare. E quindi è tornando qui la grande nostalgia, la nostalgia che fa dire che ciò che da qui ho ricevuto lo voglio portare ancora una volta in giro per il mondo, una nostalgia che non è semplicemente un ripiegarsi su di sé, ma diventa una spinta in avanti, voler fare di ciò che di bello e di grande questa terra mi ha ispirato nella vita, il programma, il progetto della mia vita. Lei di dov'è? Io sono di Talmassons. Sono della Bassa Friulana, anch'io sono un po' emigrante in terra carnica, ma sono felicemente emigrato tra questi monti e sono davvero contento di poter essere qui a spartire oggi con quanti arrivano qui in pratica da tutto il mondo, perché ho salutato gente che viene da tutto il mondo, la commozione per rivedere questi posti, questi luoghi, questi monti. Abbiamo voluto anzi chiamare oggi qui a rendere omaggio a questi nostri amici che sono tornati, i cori di tutte le vallate. Alla messa che abbiamo appena celebrato con l'Arcivescovo c'erano i cori di tutte le vallate, qui abbiamo il maestro che ha e lo invitiamo qui. Venga! Qui. Ecco perché i cori... Buongiorno, il suo nome? De Colle Arnaldo.
E i cori abbiamo voluto che fossero a rappresentare tutti i paesi, tutte le comunità, come un MAC, ho detto come un MAC di San Juan, sa, il mazzo di fiori che con cui si va a benedire, si va a portare a benedire il giorno di San Giovanni Battista, e questa gente venuta da tutte le contrade della Carnia a rendere omaggio al Signore insieme con tutti i friulani, e lui, il maestro Arnaldo, ha diretto questo coro in maniera meravigliosa. Una meraviglia. Una meraviglia anche per me, perché anzi alla fine adesso questi coristi sono venuti tutti a dire grazie per quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo dato la possibilità di fare, e noi naturalmente siamo contenti di essere stati presenti in una manifestazione che ha grande significato per la Carnia, per i Friuli, e ai quali siamo anche molto legati, perché anche noi prima o dopo, o anziani o giovanotti, abbiamo avuto delle persone che sono stati a lavorare all'estero. Quante voci circa? E qui eravamo 50, una cinquantina di voci, quindi e anche belle voci, diciamo dire che la bella voce è andata un bel effetto, diciamo, anche alle melodie gregoriane, che di solito si sentono una voce sola, ma cantata in questa maniera, insomma, dà l'idea della soddisfazione di cantare e anche qualcuno anche pregare. Com'è stata la messa? Dunque, è stato una celebrazione molto intensa, c'è stato il saluto del sottoscritto all'inizio, ho detto e ho ricordato appunto che da qui questa gente è partita portando il grande tesoro della fede, che tornano ancora a rinsaldare questo tesoro, con il saluto naturalmente all'arcivescovo. Poi c'è stato appunto il canto formidabile, vi ho detto 50, erano almeno 80 i cantori, e lui li dirigeva davanti e dietro perché era pieno il coro di cantori, è stato molto bello ed è stato molto bravo, è stato un canto proprio vivo, vivace, anche tradizionale, ma molto significativo. E poi c'è stata l'omelia dell'arcivescovo, veramente puntuale e precisa, che ha ricordato che Abramo era un emigrante, spero lo abbia detto anche qui, e nella linea di questo grande emigrante che dove è andato ha portato la forza della sua fede, facendo anche rifiorire anche da un punto di vista morale le comunità segnate da tanto male, da tanto declino morale. Così spesso anche gli emigranti sono andati nel mondo e hanno portato non soltanto le loro capacità di lavoro e di pensiero, ma sono stati anche capaci di rifondare alle volte da un punto di vista morale le comunità e rinforzarle nella fede, costruendo anche chiese. I Focolars Furlan sono proprio molto spesso vicino alle chiese, alle cattedrali in giro per il mondo, segno di questa fiamma di fede che alimenta e continuamente dà il senso della vita spirituale ricevuta qui nella loro terra nativa, in Friuli e in Carnia. È stato molto bello. Grazie, ma si riesce, lei mi ha appena detto delle cose importanti, si riesce a spiegare questo anche ai giovani, lo capiscono? Allora, io credo di sì, perché non più tardi di 2 giorni fa ho parlato con un ragazzo che è tornato dall'Inghilterra e mi ha detto sono partito non pensando a che cosa lasciavo, e man mano che mi sono allontanato e vivendo lontano ho capito la potenza di ciò che qui ho ricevuto. È una ragazza, necessariamente ha dovuto andare a lavorare a Milano pochi mesi fa, è tornata alcuni giorni fa, è venuta da me e mi ha detto io voglio approfondire la mia fede, perché ho capito anche in giro in Italia, ho capito quale forza può venire da questo formidabile patrimonio che qui so che c'è e voglio di nuovo rinverdire nella mia vita. È stato un momento da brivido 8 giorni fa. Bene, e io con questo chiudo la trasmissione, vi ringrazio, grazie per queste parole, grazie anche a lei. Grazie anche a lei che è qui con noi e che quindi dà ancora risalto alla manifestazione. Grazie, grazie. Io ringrazio il nostro Paolo Bassi, il nostro Tiziano Campigotto, vi auguro una buona domenica e anche, soprattutto, ringrazio il nostro aiutante Valdi che ci ha appena mangiato di questi ombrelli. Grazie e buona domenica.